Eder. Mech. Pallister. Continuano le indagini sul caso riaperto riguardante la morte di Liliana Resinovic. L'ultima scoperta è una telefonata di 16 minuti avvenuta il giorno prima della scomparsa della donna, il 14 dicembre 2021, che potrebbe aiutare a portare alla verità. Il suo cadavere venne ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, avvolto in sacchi di plastica neri. Ora, le autorità stanno esplorando nuove strade, rianalizzando le vecchie prove alla luce di nuove tecnologie ed esami specifici. Ciò che sta emergendo è l'analisi delle celle agganciate dalle persone attenzionate dalle forze dell'ordine, quali Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, il figlio Pier Giorgio, l'amante Claudio Sterpin e il vecchio amico Fulvio Covalero. Visintin, nei suoi giri della mattina del 14 dicembre, passò da una pescheria in via Giulia, a 500 metri dal boschetto in cui fu poi ritrovata la moglie. Tuttavia, dopo 20 minuti dal momento in cui era stato in via Giulia, il suo cellulare ha agganciato una cella a Riva di Traiano, a 5 km di distanza. Claudio Sterpin, inoltre, è stato intercettato il 3 gennaio 2022, alla vigilia del ritrovamento del corpo di Resinovic. Avrebbe sostato, insieme a due vicini della donna, Salvo e Gabriella, per un'ora e mezza in un bar nei pressi del boschetto. Ma ciò che salta all'occhio è la telefonata di 16 minuti avvenuta il 13 dicembre 2021 tra Liliana e Sterpin, commentata così dal vedovo. Claudio non ha una prova, ogni giorno si inventa qualcosa. Secondo me, in quella telefonata probabilmente Liliana gli avrà detto qualcosa che potrebbe averlo ferito. Attraverso queste nuove indagini, si sta cercando di giungere alla verità sulla scomparsa e la morte di Liliana Resinovic. Le persone sospettate hanno tutte le loro celle sotto verifica, ed è possibile che qualcosa di significativo emergerà una volta che saranno analizzate. Ciò include la telefonata misteriosa del 13 dicembre 2021, che potrebbe rivelare qualcosa che è stato detto da Liliana e che potrebbe aver ferito Claudio Sterpin. Visintin, dal canto suo, è convinto che Gabriella, Salvo e Sterpin sanno qualcosa e scaricano su di me. Sorprende che Sterpin e la coppia di vicini parlarono agli inquirenti di un'ipotesi, quella secondo la quale Resinovic, nei giorni della scomparsa, potesse essere a Sezzana. Dall'analisi delle ricerche su internet, è emerso che la donna, proprio il 13 dicembre, avesse navigato molto per cercare informazioni relative a un hotel di Sezzana, dove tuttavia non l'avrebbero mai vista. E non si capisce perché subito dopo questa esplorazione, la donna avrebbe cercato su Google come cancellare la lista dei contatti bloccati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.